Antonio Battistella, primo cittadino del comune di Ospedaletto e Euganeo. Che cosa sta accadendo tra Ospedaletto e Este? Due comuni che vorrebbero fondersi, ma qualcosa impedisce questa fusione. Beh, certamente la Regione si è messa di traverso, da un lato espropriando i nostri cittadini del diritto sacrosanto costituzionale di esprimere la loro opinione mediante referendum, dall'altro poi con una chiara volontà politica di mantenere quest'area, la nostra area sottosviluppata, dal momento che ci impediscono di investire sul territorio quei 18 milioni di euro in 10 anni che lo Stato ci riconoscerebbe. Senta, per i cittadini c'è convenienza, una fusione? Spieghiamo qualche dettaglio. C'è assolutamente una convenienza economica eccezionale, perché se lei pensa che ai 18 milioni di trasferimenti maggiori dello Stato in 10 anni si aggiungono i risparmi che sono fatti per il patto di stabilità, noi possiamo investire sul territorio un patrimonio pubblico di circa 22-23 milioni di euro. Se questo viene utilizzato ad esempio per abbassare le tasse, lei capisce che si attraggono altre forze private sul territorio che trovano qui vantaggio perché appunto le tasse sono inferiori e quindi pensi lei che il meccanismo si mette in moto nei prossimi 10 anni. Il vantaggio è notevole, oltre al fatto del risparmio e per quanto riguarda il mio comune nella gestione comunale e soprattutto alla dotazione di servizi maggiori rispetto a quella che ha e che non potrà mai più avere senza la fusione.